Secondo uno studio, ricercatori hanno capito che la donna e l'uomo sono uguali al 97,8%, perché entrambi hanno le stesse qualità fisiologiche, fisiche, hanno 2 braccia, 2 gambe, 2 occhi, un naso, ma anche le necessità sono uguali al 97,8%. Devono mangiare, devono dormire, vogliono fare sesso. Siamo uguali al 97,8%. Ma poi c'è questo 2,2% di differenza che risiede in un'unica cosa, che le donne fanno pipì sedute e i maschi la fanno in piedi. Mia moglie è riuscita ad azzerare questa differenza con me, sul 2%, me l'ha tolto e mi ha imposto di fare la pipì seduto. Vinci ida, do 2%, su mancio ida, me la so così. Non lo so, mi si dia.